Sulla morte di Marianna Bello a Favara i familiari hanno presentato un esposto denuncia in procura per l'ipotesi del reato di omicidio colposo. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, e il suo gruppo politico al comune lasciano il partito di Fratelli d'Italia, registrato un progressivo allontanamento nell'ultimo periodo. Diffusi dall'assessore al comune di Agrigento Principato i dati sugli incassi della sanatoria e dei permessi di costruzione dell'ultimo trimestre ammontano ad oltre 354.000 euro. Francesco Picarella riconfermato presidente della Confcommercio di Agrigento. Raid vandali con chiosco di bevande a Villaseta, gomme tagliate a San Leone autonovettura, controlli straordinari sugli impianti ferroviari in Sicilia nello scorso fine settimana. Maria Giovanna Randisi è stata nominata alla guida del reparto di neurologia del nosocomio agrigentino. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 29 ottobre. Morte di Marianna Bello, presentato un esposto in procura. I familiari chiedono un'indagine per l'ipotesi del reato di omicidio colposo. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Renato Salamone, marito della signora Marianna Bello, la mamma di 3 bambini di Favara, scomparsa il 1° ottobre scorso nel canalone di Piazza della Libertà a Favara e ritrovata morta dopo 19 giorni nel greto del fiume Naro in zona Cannatello, tramite il suo legale avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento l'apertura di un'indagine penale per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Nell'esposto si chiede all'autorità giudiziaria di indagare in danno del dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Sicilia, ingegnere Cocina, del sindaco di Favara Antonio Palumbo e dei dirigenti del comune di Favara, delle aree lavori pubblici, urbanistica, edilizia e patrimonio. Alla Protezione Civile si contesta l'errata emissione dell'allerta meteo gialla anziché rossa. Al sindaco e ai dirigenti del comune l'omessa custodia e manutenzione del convogliatore idraulico. Secondo quanto ipotizzato nell'esposto, l'errata emissione dell'allerta meteo gialla anziché rossa rappresenta una grave inadempienza e un comportamento colposo che ha impedito l'attuazione di adeguate misure di protezione civile e prevenzione del rischio, compromettendo la sicurezza della popolazione. La carenza della custodia e della manutenzione del convogliatore idraulico di Favara costituisce un evidente caso di negligenza gestionale, si evidenzia nell'esposto, che integra la fattispecie di omicidio colposo, oltre a potenziali violazioni delle norme in materia di sicurezza ambientale e idraulica. Le suddette condotte omissive e colpose, si legge nell'esposto, in combinazione hanno prodotto un evento letale, la morte della signora Bello, che avrebbe potuto e dovuto essere evitato attraverso l'adozione di misure preventive efficaci e da una corretta gestione nelle infrastrutture e nel sistema di allertamento. Tutto passa adesso nelle mani della Procura di Agrigento. E sull'incidente che ha visto perdere la vita alla mamma di Favara sentiamo un approfondimento del collega Eugenio Cairone. Fin da subito, quel tragico 1° ottobre a Favara, si puntarono gli occhi sul canalone di Piazza della Libertà. Tutti a chiedersi perché le grate del canalone erano aperte anziché chiuse come avrebbero dovuto essere. Domande inquietanti, alle quali sicuramente daranno una risposta i magistrati dopo l'esposto dei familiari della giovane mamma Marianna Bello. Il ricorso alla Procura della Repubblica, come abbiamo sentito, tende a capire come mai non si è dato il giusto peso al rischio emanando semplicemente un'allerta gialla come tante altre volte prima del 1° ottobre, quando le allerte per fortuna si erano rivelate dei flop. Ecco la chiamata in causa della Protezione Civile regionale per l'errata emissione dell'allerta che, se fosse stata rossa, avrebbe sollecitato gli opportuni provvedimenti a livello locale che avrebbero evitato tragedie
come quella della quale ora indaga la Procura di Agrigento. Non resta che attendere l'esito delle indagini, ad aspettare che sia fatta piena luce sulla tragica scomparsa di Marianna Bello c'è il marito e i 3 bambini, i quali chiedono giustizia, come è giusto che sia. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, i consiglieri comunali, assessori Giovanna Di Caro, Rosalia Miceli, la vicepresidente del Consiglio Comunale Aurora Liberto, la consigliera comunale Maria Quartararo e il segretario cittadino di Gioventù Nazionale Ciro Caterinicchia lasciano il partito di Fratelli d'Italia. Il servizio. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, i consiglieri comunali assessori Giovanni Di Caro, Rosalia Miceli, la vicepresidente del Consiglio Comunale Aurora Liberto, la consigliera comunale Maria Quartararo e il segretario cittadino di Gioventù Nazionale Ciro Caterinicchia hanno deciso, dopo un lungo periodo di riflessione, di lasciare il partito di Fratelli d'Italia, proseguendo la nostra esperienza politico-amministrativa nella piena indipendenza istituzionale. È una scelta frutto di un percorso di maturazione nata dal profondo rispetto che nutriamo verso la nostra comunità e dal desiderio di continuare a lavorare con serenità, coerenza e senso di responsabilità per il bene di Ribera. Nell'ultimo periodo abbiamo registrato nel contesto politico locale di Fratelli d'Italia un progressivo allontanamento dei principi di confronto e partecipazione che hanno sempre ispirato il nostro impegno. Le relazioni interne si sono spesso trasformate in dinamiche gestionali chiuse, dove il dialogo ha ceduto spazio a logiche personali, a decisioni poco condivise. In un ambiente simile diventa difficile operare con quella libertà e quelle serenità necessarie per servire davvero la nostra comunità. Riteniamo pertanto che la politica non debba ridursi a competizioni interne o a imposizioni dall'alto, ma restare un servizio ai cittadini fondato sull'ascolto, sul merito e sul rispetto reciproco. È per questo che scegliamo di andare avanti con piena autonomia, senza rancore, ma con la consapevolezza di fare ciò che riteniamo giusto per Ribera e per chi ci ha dato fiducia, ribadendo la nostra disponibilità, continua il sindaco e il suo gruppo politico, al dialogo con tutte le realtà politiche e sociali. Confermiamo il nostro impegno per una politica inclusiva, trasparente e orientata esclusivamente al bene comune e non a interessi di bottega o ancora peggio personali. Desideriamo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento agli organi istituzionali del partito della Meloni, sia a livello nazionale che regionale, per la fiducia e la collaborazione dimostrate in questi anni. A loro va la nostra stima e il nostro rispetto per il percorso condiviso, per le esperienze maturate insieme. Continueremo a lavorare come sempre con spirito di servizio, dedizione e indipendenza, convinti che il nostro unico riferimento debba restare la comunità ribarese e il futuro del nostro territorio. Questo quanto affermato dal sindaco Matteo Ruvolo, dai consiglieri comunali, assessori Giovanni Di Caro e Rosalia Miceli, alla vicepresidente del Consiglio Comunale Aurora Liberto, la consigliera comunale Maria Quartararo, il segretario cittadino di Gioventù Nazionale Ciro Caterinicchia, che hanno deciso di abbandonare il partito di Fratelli d'Italia a Ribera. Francesco Scoma torna ad aderire a Forza Italia, con la quale ha ricoperto nel tempo diversi incarichi politici e amministrativi a diversi livelli, dal Comune al Parlamento nazionale ed europeo. Un'adesione, quella di Scoma, che Marcello Caruso, coordinatore regionale azzurro, definisce un felice ritorno a casa. Questa scelta, aggiunge Caruso, conferma Forza Italia come punto di riferimento in Sicilia per quanti si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e vogliono continuare a mettere a servizio della comunità la propria esperienza e la propria passione. La lunga carriera di Scoma spazia dall'amministrazione locale a quella nazionale ed europea. È stato vice sindaco di Palermo, in seguito deputato all'Assemblea regionale siciliana per diverse legislature. In regione ha anche ricoperto incarichi di governo come assessore al lavoro e poi alle attività sociali.
La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, intervenendo in aula alla Camera in occasione della discussione della sua interrogazione al Ministero della Salute, afferma il diritto alla salute è fondamentale e va assicurato a tutti i cittadini senza discriminazione di censo e geografia. Per la salute non può dipendere dal codice di avviamento postale, il servizio. Sulla manovra finanziaria in discussione attualmente alla Camera, l'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle interviene dicendo: non posso dirmi soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Gemmato alla mia interrogazione al Ministero della Salute a proposito delle nuove tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Riconosco uno sforzo sull'argomento, ma il problema purtroppo resta l'atteggiamento di fondo. Non si può costruire un sistema sanitario che sia pubblico e universale sulla base del contenimento della spesa. La parlamentare del Movimento 5 Stelle Carmina, intervenendo così in aula alla Camera in occasione della discussione della sua interrogazione al Ministero della Salute. Il diritto alla salute, prosegue la Carmina, è fondamentale e va assicurato ai cittadini senza discriminazione di censo e aree geografiche, perché la salute non può dipendere dal codice di avviamento postale. In caso contrario si vengono purtroppo a creare casi emblematici come quello della coraggiosa docente di Mazzara del Vallo, con l'esito del referto istologico arrivato troppo tardi e la disponibilità di un solo acceleratore lineare per la radioterapia oncologica salvavita, peraltro vetusto ad Agrigento. In questi giorni è stata approvata la revisione dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, ma il vero problema non è definirli quanto finanziarli. La manovra complessiva nel complesso non garantisce quel diritto alla cura che è fondamentale per dare attuazione alla nostra Costituzione. Sanità e istruzione sono le leve con le quali si crea la vera uguaglianza tra i cittadini. Quando diciamo che viene destinata più spesa per le armi, visto che si parla del 5% rispetto al PIL, mentre quello per la sanità scende, non è uno slogan. La cosa essenziale per l'Italia è portare avanti quei principi di pace, dialogo e diplomazia che ci permettono di usare le nostre risorse per garantire diritti fondamentali ai cittadini italiani. Quei cittadini che oggi si trovano a scegliere tra nutrirsi e curarsi, tanto che 6 milioni di loro rinunciano alle cure. Per questo motivo, conclude la Carmina, faccio un appello al governo perché metta la salute dei cittadini tra le priorità del nostro Paese. E la CGIL Sicilia ha presentato a Palermo un documento con proposte per la prossima finanziaria regionale, chiedendo una spesa pubblica mirata a obiettivi strategici e non a clientele. Il sindacato ha sollecitato un nuovo modello di sviluppo per l'isola, basta mance e parcellizzazioni improduttive, ha dichiarato il segretario regionale Alfio Mannino. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Innanzitutto noi pensiamo di mettere in campo una proposta di legge finanziaria che prova a parlare al futuro di questa nostra regione, provando ad aggredire le tante criticità che la attraversano, a partire dal fatto che oggi è negato in questa nostra regione il diritto alla salute, il diritto all'abitare, il diritto all'istruzione, e quindi mettiamo in campo proposte che rispondano a queste criticità e diano una risposta concreta. Dopodiché tutta una serie di misure volte allo sviluppo, alla crescita dell'occupazione, un piano straordinario di assunzione di giovani e donne, un piano per garantire il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi siciliani, dare soprattutto una risposta ai comuni che sono coloro i quali oggi non riescono a garantire i servizi essenziali ai cittadini, soprattutto ai ceti e ai soggetti più fragili. Insomma, una legge finanziaria che si occupa della Sicilia e dei siciliani e non di alimentare il consenso a un ceto politico. Sul diritto all'abitare proponiamo innanzitutto 3 misure: quello di dare un ristoro per quanto riguarda la morosità incolpevole, e soprattutto poi ci sono 2 misure concrete. La prima, garantire il diritto all'affitto per tanti ragazzi e tante ragazze, soprattutto giovani, con un reddito medio, perché sin qui le misure che sono previste prevedono redditi molto bassi e spesso quindi questi sono soggetti che non riescono a poter accedere al diritto all'affitto. E poi quello soprattutto che serve innanzitutto come misura di crescita economica, che è quella della ristrutturazione, dell'acquisto degli immobili, e quindi dare un sostegno soprattutto
alle famiglie che vogliono acquistare gli immobili. Sotto questo aspetto noi mettiamo in campo proposte che mettono a disposizione risorse significative. Sin qui ci sono state misure del governo nazionale ma che parlano di 4-5 milioni di euro che sono del tutto insufficienti e si rivolgono a una fascia molto ristretta di cittadini siciliani. Noi chiediamo di ampliare questa fascia per dare una risposta concreta e dare un sostegno vero alla Sicilia che ha bisogno di case e del diritto all'abitare. Sotto il profilo del diritto alla salute noi siamo davvero all'anno zero, basti pensare che dopo anni la Regione finalmente ha adottato il piano della rete ospedaliera, ma piano che ancora non ha avuto l'approvazione da parte del Governo nazionale, quindi vedremo cosa succederà rispetto a quel piano. Dentro questo scenario noi riteniamo che una delle criticità, forse la criticità maggiore, sia quella della mancanza di personale. Per questo riteniamo che sia necessario provare a mettere in campo un piano straordinario di assunzione di medici, infermieri, personale ausiliario, e sotto questo aspetto chiediamo un'allocazione di 150 milioni di euro per fare almeno un 3-4 mila assunzioni. Buoni risultati per l'edilizia pubblica e privata, oltre 350.000 euro sono stati incassati nel terzo trimestre 2025 dai permessi di costruzione e sanatoria edilizia. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, il servizio. Sui risultati del terzo trimestre del 2025 relativamente all'edilizia pubblica e privata interviene oggi l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento Gerlando Principato, affermando anche nel terzo trimestre 2025 l'edilizia agrigentina conferma la sua vitalità. Nei mesi estivi, tra luglio e settembre, il comune ha incassato complessivamente 354.709 euro, tra permessi di costruire 242.766 e sanatorie edilizie per 111.943, numeri che pur in una fase di generale rallentamento del mercato attestano la solidità del comparto e la fiducia dei cittadini e professionisti verso il percorso di legalità e semplificazione amministrativa intrapreso da diversi anni. Dal 2020 a oggi il programma sanatoria, afferma l'assessore Principato, ha consentito la regolarizzazione di centinaia di immobili, recuperando oltre 4,7 milioni di euro, restituendo certezza urbanistica e il valore al patrimonio edilizio del nostro comune. Parallelamente il settore dei permessi di costruzione ha generato dal 2020 più di 5,3 milioni di euro, a conferma di una crescita strutturale che premia la programmazione e l'efficienza del lavoro svolto dagli uffici stessi. Dietro questi risultati ci sono persone, tecnici, funzionari e operatori che ogni giorno assicurano tempi certi, risposte chiare e trasparenza nei procedimenti. A loro va il mio sincero ringraziamento, afferma Principato, perché grazie al loro impegno se il nostro comune è oggi un punto di riferimento regionale nella gestione delle pratiche edilizie. Il nostro obiettivo, conclude Principato, resta quello di favorire un'edilizia di qualità, sicura, sostenibile e rispettosa del territorio, accompagnando cittadini e imprese in un percorso di legalità, fiducia, sviluppo urbano condiviso. E scattano domani i pagamenti per la seconda finestra dei contributi per il credito al consumo. Gli uffici dell'IRFIS hanno controllato e verificato oltre 1.169 pratiche presentate entro il 30 settembre scorso. Il nostro servizio. Scattano domani i pagamenti per la seconda finestra dei contributi per il credito al consumo. Gli uffici dell'IRFIS di Palermo hanno processato oltre 1.169 pratiche presentate entro il 30 settembre scorso per rispondere a quanti hanno chiesto il sostegno a fondo perduto per abbattere gli interessi sugli acquisti dei beni di lusso. Oggi l'istituto ha erogato circa 5 milioni di euro dall'avvio della misura finanziata dalla regione siciliana. Il contributo copre il 70% degli interessi, da un minimo di 150 euro a un massimo di 5.000 euro, ed è destinato a residenti in Sicilia con un ISEE inferiore a 30.000 euro che abbiano sottoscritto un prestito a partire dal 1 gennaio 2025.
Le domande si presentano online tramite la piattaforma incentivisicilia.irfis e ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre. Si prevede un aumento delle stesse nell'ultimo periodo dell'anno. Continuiamo a mantenere gli impegni assunti con le famiglie siciliane, dice il Presidente della Regione Schifani. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze economiche dei cittadini in un momento in cui il costo della vita grava fortemente sui bilanci domestici. Abbiamo allargato la platea dei possibili richiedenti del contributo sui prestiti al consumo e i numeri ci stanno dando ragione. Tutto questo sempre allo scopo di favorire l'accesso al credito, sostenere concretamente le famiglie nell'acquisto di beni durevoli, riducendo il peso degli interessi sui prestiti. Abbiamo approvato oggi, dopo lunga attesa, la prima legge di valorizzazione delle isole minori, marine, lacustri, lagunari, che dà attuazione, dopo la modifica della Costituzione del 2022, che ha reintrodotto il concetto di insularità e che doveva essere poi messa a terra. Ovviamente è una parte parziale di tutte le isole, ma le isole rappresentano un capitolo importante del nostro territorio e della nostra popolazione, perché stiamo parlando di 6 milioni e mezzo di abitanti, siamo il primo paese nell'Unione Europea come cittadini che risiedono nelle isole. Abbiamo tenuto 3 giorni, e ringrazio il Ministro Musumeci per la sua organizzazione col Dipartimento del Mare, i problemi e le problematiche delle isole minori, e abbiamo seguito una strada che è quella che abbiamo già percorso per il discorso del riconoscimento e la promozione dei comuni montani, cioè come contrastare l'allontanamento e come promuovere il ritorno in quelle realtà, garantendo quei diritti che sono diritti fondamentali e primordiali e che devono essere garantiti a tutti i cittadini, quindi a partire dal capitolo della salute, dell'istruzione, al fatto di poter creare e crescere una famiglia, attività di impresa, e ripercorrendo quel solco abbiamo affrontato con una certa difficoltà per il reperimento dei fondi per poterli affrontare e risolvere, capitolo sanità, istruzione, problematica ambientale che è una natura particolarissima visto l'isolamento che si trovano a vivere, la produzione dell'energia, un capitolo anche legato al turismo, allo sport, alla disabilità, alla giustizia, cioè mettere tutti quei cittadini in condizione di non dover più allontanarsi. Molte delle proposte sono venute dagli altri ministeri, oltre che dal ministro Musumeci, con cui abbiamo collaborato proprio per la stesura di un progetto in cui tutte e due credevamo, e abbiamo raggranellato un po' di fondi dei nostri ministeri, il mio e il suo. Ringraziamo anche il ministro Foti per il suo contributo con i fondi di sviluppo e coesione, così come lo sport, la disabilità, la giustizia, tutti annesso quel piccolo contributo per poter avviare, e chiaramente c'è l'aspettativa che in futuro vi sia uno stanziamento in capitolo nella legge di bilancio proprio finalizzata a poter proseguire questo cammino che rappresenta un inizio ma che deve essere affrontato più compiutamente. Tutti hanno le idee molto chiare sul cosa fare, un po' meno chiare su come trovare le risorse, quindi oggi siamo riusciti a coniugare proposte e anche quel minimo di risorse con cui partire. Il collega Calderoli ha consacrato nel suo intervento l'impegno che avevamo assunto a Lipari nei 3 giorni degli Stati Generali delle Isole Minori. Vorrei sottolineare alla stampa come questo governo abbia dedicato a questa realtà insulare minore particolare attenzione negli ultimi 2 anni. Si tratta di 220-30.000 abitanti, è vero, si tratta soltanto di 35 comuni, è vero, ma anche se si fosse trattato di un solo abitante, noi abbiamo per dovere istituzionale e costituzionale, oltre che per buonsenso,
l'obbligo di garantire a tutti i cittadini il diritto all'accesso agli stessi servizi. Nelle isole minori purtroppo questo non è consentito. E l'assemblea della delegazione di Confcommercio di Agrigento, che si è svolta il 27 ottobre alla presenza del presidente provinciale Giuseppe Caruana e della vicepresidente nazionale Donatella Prampolini, ha riconfermato all'unanimità Francesco Picarella alla guida della delegazione territoriale. Accanto al presidente, l'assemblea ha eletto i nuovi delegati nelle persone di Alessandro Bufano, Giuseppe Castellano, Giovanni Daina, Davide Graziano, Orazio Guercio e Liliana Magro. Nel segno della continuità, ha dichiarato Giuseppe Caruana, e con la partecipazione di diverse rappresentanze del commercio e del turismo, la delegazione di Agrigento conferma il proprio ruolo di punto di riferimento essenziale per le imprese associate. Sono profondamente onorato della fiducia che l'Assemblea elettiva mi ha rinnovato, ha affermato Francesco Picarella, confermandomi alla guida della delegazione di Agrigento. Questo risultato rappresenta il riconoscimento di un percorso condiviso, costruito con impegno, ascolto e costante presenza sul territorio. Prende il via dai licei cittadini Spyros, incontri filosofici nei luoghi di Empedocle. L'evento è inserito nell'ambito delle iniziative di Agrigento, capitale della cultura. Le interviste agli organizzatori. Comincia questo progetto che in realtà ha una storia molto antica. Abbiamo cominciato nel 96 a parlare di filosofia, ma allora la filosofia era ritenuta una stravaganza. Poi in realtà molti altri comuni hanno organizzato festival di filosofia avendo grande successo. Oggi lo riprendiamo quel progetto, ma alla luce delle cose nuove che sono accadute. E coinvolgiamo gli studenti di Agrigento. È una offerta formativa che abbiamo voluto rivolgere ai nostri studenti per dare loro occasione di confronto tra di loro e di confronto con il pensiero accademico. La punta più conosciuta di questo pensiero accademico sarà Massimo Cacciari, ma insieme a lui ci sono autorevolissimi docenti di filosofia di tutta Italia. Abbiamo pensato pure a due cose abbastanza originali. La prima è un laboratorio per ragazzini di 9 anni di scuola elementare, animati da Luca Mori, che è uno dei maggiori filosofi specializzati proprio nella riflessione di ragazzini. La seconda è, ci siamo inventati 2 peripati, cioè 2 passeggiate su 2 luoghi importanti della nostra Valle dei Templi. Il primo è il percorso paleocristiano, il secondo è il teatro ellenistico romano scoperto da pochi anni. Lungo 2 tragitti particolari, 2 archeologi racconteranno i luoghi e 2 filosofi proporranno le loro riflessioni. Queste mi pare che siano le cose più originali. In più abbiamo scelto il centro storico della città. Santo Spirito e San Pietro sono 2 luoghi rappresentativi della nostra storia, per evitare ogni volta di schiacciare, per così dire, la città soltanto sulla Valle dei Templi. C'è anche la città moderna che può parlare con i suoi monumenti a tutti noi. Spyros è uno dei progetti cardine della candidatura di Agrigento Capitale della Cultura. Tra l'altro fa riferimento alla filosofia e quale luogo può parlare di filosofia se non Agrigento, che è stata la culla della filosofia presocratica con Empedocle. Quindi il tema è molto calzante ed è strutturato in una maniera innovativa anche di presentazione, quindi non ci sono eventi classici di tipo frontale, ma la città verrà coinvolta in vari luoghi con modalità di partecipazione le più varie, dalle passeggiate ai dibattiti tra le scuole che si stanno proprio preparando su questi temi, anche a lavori di tipo artistico, quindi un modo di rileggere la filosofia con occhio contemporaneo. Linea alla regia per la pubblicità. E per la cronaca, un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande è stato danneggiato in un raid avvenuto la scorsa notte a Villa Seta di Agrigento.
Nell'azione, messa a segno da ignoti, è stata presa di mira anche una motoape posteggiata nelle vicinanze. Le indagini sono a 360 gradi e nulla viene escluso. La struttura e il mezzo di proprietà di un 35enne commerciante agrigentino. Come primo passo è stata informata l'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l'ipotesi di reato, danneggiamento. Il giovane sarebbe già stato sentito. Su questo fronte non trapelano però indiscrezioni. Trova l'autovettura con 2 gomme tagliate. Su quanto avvenuto e denunciato hanno avviato le indagini i poliziotti della sezione volanti di Agrigento. Vittima un operaio di 45 anni, in questo periodo in città per motivi di lavoro. L'inquietante danneggiamento sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell'intimidazione. È stato messo a salone a poche decine dal piazzale Giglia. Qualcuno è entrato in azione nel corso della notte, ha squarciato i 2 pneumatici dell'autovettura Ford Fiesta utilizzando un oggetto acuminato. Conclusa la scorribanda alla fuga, la Procura di Agrigento, informata, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di danneggiamento. Lo scorso 25 ottobre gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nella giornata dedicata all'operazione Rail Safe Day, svoltasi a disposizione del servizio di polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare i comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione degli utenti e che possono essere causa di incidenti mortali. La sala operativa della Polizia Ferroviaria, con sede a Palermo, ha dislocato le pattuglie sull'intero territorio regionale, in particolar modo attenzionando i punti più sensibili della rete ferroviaria siciliana, come i passaggi a livello, elevato traffico veicolare e pedonale, stazioni con intenso flusso di viaggiatori, verificando eventuali criticità e assicurando il regolare svolgimento delle operazioni inerenti alla movimentazione di persone e mezzi. Prosegue l'azione di potenziamento e aggiornamento degli organici direttivi di unità operativa complessa all'ASP di Agrigento a pochi giorni dalla nomina del dottor Salvatore Alberto Turiano a direttore del reparto di chirurgia vascolare presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Arriva adesso un nuovo incarico con cui la dottoressa Maria Giovanna Randisi assume la guida della neurologia del nosocomio agrigentino. La neoprimaria, al termine delle procedure concorsuali, è stata ricevuta dal direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, dal direttore sanitario aziendale Raffaele Lia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l'incarico quinquennale. Neurologa agrigentina proveniente dall'ASP di Caltanissetta, dove come ultimo incarico ha rivestito il ruolo di responsabile dell'unità operativa semplice di Stroke Unit Hub. La dottoressa Randisi prenderà servizio a partire dal prossimo lunedì 3 novembre. Sciascia e Tobino, la letteratura tra impegno sociale e cura, e questo è il titolo del convegno in programma nelle giornate di venerdì e sabato prossimi nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia a Racalmuto, un evento promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Agrigento, dalla Fondazione Leonardo Sciascia, che si avvale della collaborazione dell'Associazione Medici Scrittori Italiani. Sono 2 giornate dedicate all'amicizia tra Mario Tobino e Leonardo Sciascia, corredate dall'esposizione di un corpus epistolare messo insieme per la prima volta grazie alla disponibilità delle 2 fondazioni, Sciascia e Tobino, e della Casa Museo Sciascia, presieduta da Pippo Di Falco, che hanno fornito il prezioso materiale per consentire la fruizione al pubblico. Sono in arrivo 5 milioni di euro per interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane. È stato pubblicato dall'Ente Sviluppo Agricolo ESA
l'elenco dei progetti esecutivi presentati dalle varie amministrazioni comunali che accederanno adesso al finanziamento e un'iniezione di risorse per riammodernare le strade extraurbane a servizio delle attività agricole per cambiare il volto delle nostre campagne, ha commentato l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, che dimostra l'attenzione del governo Schifani per l'agricoltura. Tra i comuni beneficiari del finanziamento in provincia di Agrigento sono quelli di Alessandria della Rocca e Favara. E si è svolta a Trapani la 34esima rassegna del mare promossa da Mare Amico. Ricordiamo che l'evento fu presentato qualche giorno fa proprio presso il foyer del Teatro Pirandello. I colleghi di Trapani. La scorsa settimana Trapani e Agrigento sono state protagoniste della 34esima rassegna del mare, storica iniziativa promossa da Mare Amico con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero del Turismo. 4 giornate di incontri, dibattiti e attività dedicate alla crescita sostenibile del Mediterraneo che hanno coinvolto università, istituzioni, ricercatori e imprese. Tra i temi affrontati la governance del mare, la crisi della pesca mediterranea, la tutela degli ecosistemi, l'energia rinnovabile offshore e il turismo crocieristico, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo per il sud e le isole. Autorevoli relatori dal mondo della ricerca, della politica e delle associazioni di categoria hanno animato le diverse tavole rotonde, richiamando la necessità di un approccio condiviso tra scienza, istituzioni e imprese per affrontare le sfide ambientali e occupazionali che riguardano il mare. Spazio anche alla cultura e alla gastronomia con la degustazione di prodotti ittici siciliani e show cooking, eventi realizzati in collaborazione con la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea, dedicati alla valorizzazione delle specie ittiche locali e sostenibili. La rassegna del mare si conferma così un appuntamento di riferimento per la Blue Economy italiana, capace di unire competenze scientifiche, economia e cultura del mare in un unico grande progetto di futuro per il Mediterraneo. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.